buried alive. This city is at tight, suffocating, lonely in the crowd. I'm surrounded by. Si apre qui a Villa Gozzi di Visinale di Pasiano la stagione 2021-2022 del Macan Prata Calcio 5. Sarà una stagione esaltante, sempre la stessa società, ma la stessa società con una grande passione, un grande cuore sportivo. I colori giallo-neri sono gli stessi, ma sotto questa nuova maglia batte un cuore sportivo che vuole portare Prata, vuole portare il Macan sempre più in alto nel settore del calcio 5. But I'm coming home, I'm coming back down tonight. Yeah, it's taken time to realize. But I'm coming home, I'm coming back down tonight. Protagonista a tutto tondo del Macan Prata Calcio 5 non può che essere il presidente Simone Macan. Presidente, sotto l'effigie di questa nuova maglia, una nuova stagione e nuovi obiettivi importanti. Sì, come ha già anticipato, gli obiettivi importanti, però sappiamo benissimo che dobbiamo trovare la nostra quadratura, una stagione nuova con tanti giocatori nuovi e di conseguenza dobbiamo lavorare. Solo col duro sacrificio sicuramente possiamo dire la nostra. Tempo ce n'è, adesso stiamo ricostruendo un po' anche il gruppo, perché volevo precisare che quest'anno su 15 giocatori abbiamo 9 acquisti che arrivano da altre società e di conseguenza sarà un lavoro molto particolare per proiettare questa nuova stagione. Ecco, i nuovi inserimenti, abbiamo visto, si sono inseriti bene dal punto di vista umano e dal punto di vista sportivo? Sì, innanzitutto l'ottimo lavoro l'ha fatto il nostro mister Marco Svisà, perché noi come politica societaria curiamo molto questi aspetti, vogliamo puntare più che altro sulle persone e poi sui giocatori. Abbiamo trovato dei giocatori, a mio avviso, molto importanti sia a livello personale che qualitativo. Speriamo appunto che queste cose vengano poi messe in pratica, ecco. I'm coming home, I'm coming back down tonight. 'Cause I've been hypnotized by the lights. L'anima degli sponsor, l'anima del marketing, l'anima della società. Cristian Macan, il lavoro duro, trovare nuovi sponsor, nuove motivazioni, nuovi stimoli per portare avanti il lavoro. Hai detto molto bene, è davvero duro trovare nuovi sponsor, però insomma abbiamo una grande famiglia, abbiamo creato delle sinergie molto importanti e vedo molto entusiasmo, vedo gente che sta veramente tirando al massimo per darci questo grande supporto, quindi siamo molto fiduciosi, speriamo insomma di ambire a grandi palcoscenici. Io penso che, se posso spendere 2 parole sulla serata, sia andata veramente molto bene, ho visto sorrisi nelle facce delle persone, ho visto motivazione e carica, questo deve essere lo spirito e la partenza di un nuovo obiettivo. Ecco, una grande presentazione in grande stile, segno che gli obiettivi saranno anche quelli grandi. Personalmente a me piace molto la qualità, io penso che sicuramente i numeri, gli obiettivi siano fondamentali, ma la qualità deve essere un po' la nostra firma, il nostro DNA, quindi la qualità che mettiamo sotto l'immagine societaria deve diventare un giorno anche la qualità che mettiamo in campo, quindi cercheremo sempre di più di dar spazio non solo all'immagine ma anche insomma ai risultati, però senza mai dimenticare un pubblico giovanile come il nostro settore giovanile che sta dando grandi soddisfazioni. Fondazione Biasotto, fondazione nata per l'attenzione alle persone con problemi motori, con problemi di movimento, attenta anche questa al territorio, qui rappresentata dal vicepresidente, l'avvocato Loris Perpinel. Avvocato, un grande impegno, una grande attenzione nel territorio per la Fondazione Biasotto. Sì, la Fondazione Biasotto da oltre 30 anni, in collaborazione con il CRO di Aviano, dà il proprio contributo per l'assistenza dei malati oncologici. Ho avuto il piacere l'anno scorso di conoscere questa realtà sportiva che è la società sportiva Macan Calcio 5, la quale ha voluto dare una donazione in denaro alla Fondazione Biasotto, dimostrando una concezione molto bella dello sport, che è quello di viverlo nella realtà della convivenza civile, nella comunità, ma a contatto con tutte le altre associazioni e soprattutto quelle di volontariato. Quindi devo complimentarmi con Simone e Cristian Macan sotto l'egida del loro papà Adelchi, a Thomas Buosi per la loro capacità e il loro modo intelligente di vedere la realtà sportiva
all'interno di una comunità e a contatto con le altre associazioni di volontariato. Buonasera a tutti ed è veramente bello ritrovarsi su questo palcoscenico, insomma, che è mancata, visto l'emergenza sanitaria che c'è stato in questi 2 anni, e ritrovarsi qua tutti insieme mi ha riempito il cuore di gioia, anzi non vedo l'ora che sia sabato prossimo per iniziare il nostro cammino, insomma, con la prima partita. E abbiamo iniziato gli allenamenti a fine agosto. Abbiamo fatto queste 5 settimane intense e belle, abbiamo iniziato a conoscerci, il gruppo è favoloso, siamo giovani, belli, spensierati, grinta, cuore, coraggio, e non vedo l'ora di iniziare la stagione insieme e portare avanti, insomma, la società Macan Prata e per, insomma, questo bellissimo campionato che ci aspetta davanti a noi. Capitan Buriola, capitano numero 10, insomma una nuova stagione, una nuova sfida in avanti. Ti abbiamo visto carico prima in presentazione, una squadra bella tosta. Sì, sicuramente abbiamo fatto una bellissima presentazione questa sera, dove era da tanto tempo, insomma, che non si vedeva un palcoscenico con tutte queste persone, insomma, con cui abbiamo accolto la nostra presentazione. Siamo carichi, stiamo lavorando molto bene per l'inizio di questa stagione e non vediamo l'ora di iniziare. Cosa avete detto ai nuovi arrivati? Beh, innanzitutto noi non abbiamo detto niente, perché si sono accorti subito che c'è un clima fantastico, la società è una bellissima società, non ti fa mancare niente. Siamo molto organizzati, insomma, si può vedere e notare, e vedo i ragazzi molto entusiasti di questo inizio di percorso. Tutti insieme, insomma, guardiamo il futuro e lavoriamo bene. Macan Prata Calcio 5 attento anche al sociale, non solo allo sport. Per le associazioni, per quello che è tutta l'attenzione sul sociale, il responsabile Thomas Buosi. Eccomi qui, buonasera. Allora è stato intrapreso un progetto tanto singolare quanto ambizioso, ovvero sia quello di destinare risorse non necessariamente economiche ma anche prettamente umane per iniziative a favore del sociale e in sinergia con il territorio. Siamo convinti che questo tipo di iniziative ci premierà alla lunga, perché l'idea di portare del valore nel territorio in cui operiamo in unità con altre associazioni sia necessariamente un virtuosismo. Walter Tomè, consigliere dell'associazione Avis Aido Admo. Quando lo sport non è solo ricevere, ma è soprattutto dare. Ma diciamo che l'associazione Avis Aido e Admo si è prefissata nel nostro territorio come un'associazione per donare, per dare un qualcosa in più, perché una goccia di sangue a volte serve per salvare una vita, perché interventi sono la routine di tutti i giorni, sacche di sangue sono al bisogno, quindi gli ospedali ne hanno più che bisogno, quindi donare secondo me è una cosa che si sente dentro, donare qualcosa che ti va a valorizzare, che ti fa pensare al prossimo, alla persona vicina a te. Non è facile capirlo, però quando sai che qualcosa di tuo va per aiutare qualcun altro, è sempre un benvenuto, insomma. Simone Triadantasio, factotum della Proloco Santa Lucia, Proloco Santa Lucia, un legame col territorio, con lo sport e con la Prata che vive. Sì, buonasera, è un piacere essere qui questa sera alla presentazione del Macan Calcio a 5 per la stagione 21-22. È nata una collaborazione tra il Macan e la nostra associazione che lavora nell'ambito del territorio per vari eventi durante l'anno. Noi contribuiremo con l'associazione Macan Calcio a 5 a effettuare le cene per post allenamenti e quant'altro, e organizzeremo degli eventi unitamente all'associazione Macan Calcio a 5 a favore della loro onlus. Dario Bianco,
responsabile del settore giovanile, la linfa, il cuore dello sport e coordinatore della prima squadra. Nel settore giovanile, come dicevo in presentazione, abbiamo una quarantina di ragazzi. Il nostro obiettivo è sviluppare il settore giovanile nell'arco dei 5 anni. Come diceva bene, siamo partiti col primo camp quest'estate, pensiamo di riproporlo allungando a 8 settimane l'evento. Ma io la prima squadra la vivo da esterno, da supporto, diciamo, a tutto quello che riguarda la logistica, l'organizzazione. Vedo un gruppo carico, un mister motivato, uno staff diciamo professionistico, e mi auguro di arrivare a quelle che sono le aspettative della società. Il mister, la testa, il cuore e l'anima dello spogliatoio Marcos Bisà. Nuova stagione, non ti chiedo gli obiettivi perché sarebbe un attimino troppo semplice come domanda, ma come sono questi nuovi ragazzi? Beh, diciamo che ormai li conosco da un mese perché abbiamo appena completato la 4ª settimana di preparazione e sono molto soddisfatto del gruppo che stiamo costruendo. Sicuramente a livello tecnico la squadra è forte, è stata costruita con una certa, insomma, coscienza di quello di cui avevamo bisogno e quindi sono contento. Anche i ragazzi, insomma, sono sicuramente dei ragazzi validi a livello tecnico ma anche a livello umano, che è una cosa su cui io batto molto. Il lavoro da fare inizialmente è quello di dare un'idea comune di gioco, quindi a livello tecnico-tattico lavorare su determinati principi, su determinati anche schemi per cercare di farli pensare tutti allo stesso modo e poi cercare comunque di coinvolgerli nelle idee proposte d'allenamento, nelle idee degli allenamenti stessi, nelle idee di gioco, per farli sentire parte comunque di un tutt'uno che è quello che deve essere alla fine una squadra di calcio a 5 e di calcio. E sempre qui con la mia amica Amalia a chiudere questa magnifica serata di presentazione qui a Villa Gozzi, dove abbiamo conosciuto i nuovi atleti che vestiranno le maglie del Macan Prato Calcio 5, le conferme e i nuovi inserimenti che renderanno questa stagione sempre più esaltante. L'appuntamento è al Palla Prata il sabato pomeriggio per tifare Macan, per tifare Prata, per venire a divertirsi e per portare sempre nel cuore i colori del Macan Prata Calcio 5.